Buongiorno e bentornati alla nostra edizione straordinaria con la quale vi stiamo raccontando ormai da più di 3 settimane cosa sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. Ripartiamo da zero come se non ci fossimo mai visti oggi e andiamo subito a vedere quelli che sono gli ultimi dati ufficiali sulla diffusione del coronavirus in Veneto. Abbiamo la tabella che è stata resa nota dalla Regione, che ricordiamo è l'unico ente che può darci le informazioni ufficiali sulla situazione in Veneto. In questo momento abbiamo 1937 casi, questo momento significa questa mattina alle 8:30, con le ultime rilevazioni che sono state effettuate rispetto ai dati di ieri sera. Quindi abbiamo 1937 pazienti positivi al coronavirus, sono più 264 rispetto appunto all'ultima rilevazione che era quella di ieri pomeriggio. È un dato che sulle prime può sembrare impressionante, ma poi vedremo perché forse non è così grave come sembra. In questo momento l'epicentro dell'epidemia è Padova, perché a Padova abbiamo 529 casi, lo potete vedere nella tabella emessa dall'azienda Zero, sono più 79 rispetto a ieri sera. La buona notizia è che a Vo, che è il cluster che è stato per 2 settimane al centro del mirino di tutta Italia praticamente, perché ricordiamo che Vo è stata zona rossa per 2 settimane nelle quali sono stati effettuati ben 2 tamponi sulla popolazione e l'isolamento ha permesso di dare questi risultati: 82 persone positive, 0 casi in più rispetto all'ultima rilevazione, ed è interessante notare come 0 casi sia l'unica casella di tutta la tabella in Veneto, quindi vuol dire che l'isolamento è servito, vuol dire che quello che ci chiedono le autorità, cioè state a casa, serve, è l'unica cosa che può cambiare la rotta di questa emergenza. Treviso 376 casi più 38 sull'ultima rilevazione, Venezia 282 casi più 26, Verona 275, Vicenza 164, Belluno 78, Rovigo 27, anche Rovigo comincia a avere numeri consistenti rispetto a quello che era nei giorni scorsi, siamo a più 11 sull'ultima rilevazione, 29 hanno il domicilio fuori del Veneto, 95 stanno attendendo un'assegnazione, sono comunque più dell'ultima rilevazione, ripetiamo 1937 casi in Veneto più 264, ma per capire bene questi dati andiamo a vedere la seconda parte della tabella che scorriamo lentamente e che potete vedere ora sul vostro televisore. La prima colonna riguarda i pazienti non in area critica, quindi quelli che sono effettivamente positivi al tampone del coronavirus, il numero rispetto all'ultima rilevazione e quelli della terapia intensiva, ed è qui che dobbiamo concentrare la nostra attenzione, perché andando al termine della tabella possiamo vedere come siano 366 le persone risultate positive e ricoverate, ma non in area critica, più 16 rispetto all'ultima rilevazione, quindi vuol dire che ci sono tantissime, ecco così lo potete vedere anche voi, ci sono tantissime persone in isolamento fiduciario, obbligatorio nelle loro abitazioni, magari con sintomi molto lievi o addirittura asintomatiche che sono risultate positive. 119 sono quelle in terapia intensiva, ed è questo il dato che tutti guardano in questi giorni, in queste ore, perché sono più 11 i pazienti in terapia intensiva rispetto all'ultima rilevazione. Il collo di bottiglia della terapia intensiva è il dato che ci permetterà di capire come evolverà l'emergenza coronavirus nei prossimi giorni. Il Presidente Luca Zaia l'ha detto che domenica, al massimo lunedì, avremo il picco nelle degenze in terapia intensiva e se questo numero rimarrà basso vuol dire che ci sono posti in terapia intensiva per eventuali nuovi pazienti gravi. Se il numero si alza vuol dire che le terapie intensive vanno sotto stress e che tutta la struttura sanitaria regionale rischia di andare sotto stress. Finché abbiamo questi numeri pare che la struttura sanitaria regionale, gli ospedali possano reggere l'urto dell'epidemia. Se questi numeri si alzeranno come è previsto, ma si spera in modo non determinante, potremo superare questa fase e
chissà, da inizio settimana prossima potrebbe volgere verso il positivo tutta l'epidemia o peggiorare, speriamo naturalmente il primo caso. L'ultimo dato è quello dei morti. Noi leggiamo una tabella che è una fredda compilazione di numeri, 55 morti dal 21 febbraio scorso, dall'inizio dell'epidemia. È un numero, ma non è mai un numero, perché naturalmente dietro a ogni numero di quella tabella ci sono dei drammi familiari, ci sono famiglie, tragedie, persone che hanno sofferto, persone che sono state portate in ospedale, che non hanno neanche potuto salutare i loro cari. Quindi noi ve la diamo come informazione, ma dobbiamo sempre tenere conto che alle spalle di tutto questo c'è una regione, c'è un popolo in difficoltà e che quindi serve tutto il rispetto del caso. Per aiutare le persone a superare questi giorni di emergenza nei quali ci hanno chiesto di rimanere in casa, tappati, bloccati, senza muoversi, per evitare ogni rischio di contagio, noi abbiamo lanciato un'idea ai nostri telespettatori che sembra aver riscosso un successo davvero straordinario. Vi abbiamo chiesto di raccontarci come state trascorrendo le vostre ore in quarantena. Potete dircelo al numero 340 321 8379. È un numero che funziona solo come WhatsApp, quindi un'applicazione scaricabile per qualsiasi dispositivo, o come SMS. Se qualcuno non ha un telefono nel quale si può scaricare WhatsApp, può usarlo come SMS. Vi raccomandiamo di non chiamare a questo numero perché non possiamo rispondervi. È una SIM, è una scheda usata solo per WhatsApp, SMS e per altre applicazioni che usiamo nella gestione dei nostri canali informativi. Non possiamo rispondervi. Se non vi rispondiamo non è perché non vogliamo o perché non ne abbiamo tempo, è semplicemente perché non possiamo rispondervi, quindi non chiamate. Queste informazioni, insieme a tante altre sull'emergenza coronavirus, potete trovarle anche sulla nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Rete Veneta, dove vengono caricati video, grafiche, immagini, informazioni, il link per esempio alle dirette delle conferenze stampa del Presidente Zaia, tutto quello che può essere utile a superare l'emergenza. Stiamo rispondendo ormai da giorni anche alle vostre domande. Arrivano tantissime domande in redazione perché ci sono canali informativi ufficiali, ci sono risposte ufficiali, ma voi telespettatori avete, come è comprensibile che sia in questi giorni di difficoltà, tantissimi dubbi. Ognuno di noi ha una vita che prosegue nonostante l'emergenza coronavirus, con le sue piccole necessità, con le sue incombenze. Ci arrivano domande di ogni genere. Naturalmente noi ve le leggiamo. A quelle a cui possiamo dare risposta immediata daremo risposta immediata, a quelle più tecniche o più complicate, alle quali noi come giornalisti non possiamo dare risposta perché semplicemente non abbiamo tutte le risposte, le prendiamo e le giriamo a tecnici, addetti ai lavori. Prima o poi risponderemo anche a queste, ce le segniamo, ci ricordiamo che a questa domanda dobbiamo dare risposta. Siamo qui tutto il giorno fino a stasera a raccontarvi quello che succede in Veneto. Cercheremo di rispondere a tutte le domande. Per esempio, molti ci parlano delle difficoltà sul luogo di lavoro. Ci chiede un telespettatore: ma lavorare in ditta non è rischioso per gli operai? Non adottano misure di sicurezza? Sulla seconda parte noi naturalmente non possiamo esprimerci perché in teoria ogni azienda è obbligata a fare in modo che si rispettino le misure di sicurezza per evitare il contagio, quindi il droplet, la famosa distanza di sicurezza fra le persone, che ci permette di evitare che il virus disperso nell'aerosol, nell'aria da persone eventualmente infettate, da chi parla o tramite eventualmente gli starnuti o qualsiasi tipo di sospensione aerea, possa entrare in contatto con un altro organismo. Se la distanza di sicurezza è rispettata, se l'uso delle mascherine, dei guanti, di tutti gli altri dispositivi è rispettato, ovviamente si lavora in sicurezza. Le fabbriche non sono state chiuse dai decreti del governo proprio per questo motivo. Da una parte per non bloccare completamente il paese, anche se sono in molti a pensare e a presupporre che prima o poi si arriverà a uno step successivo rispetto alla chiusura, che lo sappiamo bene tutti, ci basta guardare fuori dalla finestra, ha chiuso
bar, negozi, strutture non immediatamente necessarie, quindi restano aperti in teoria solo le strutture di vendita di alimentari e le farmacie e poco altro. La lista è a disposizione nei siti governativi, ma in teoria è aperto solo quello che ci permette di portare avanti le incombenze quotidiane e necessarie. Tutto il resto è stato chiuso. Le fabbriche no. Perché? Perché in questo momento da una parte non serviva, secondo gli studi dell'Istituto Superiore di Sanità e secondo anche la politica che in questo momento sta facendo delle scelte difficili, spesso impopolari, ma necessarie a contenere l'emergenza. Se servirà, chiuderanno probabilmente anche le fabbriche. Se in fabbrica si rispettano tutti quelli che sono i presupposti per la sicurezza, non dovrebbero esserci problemi. Ci chiede una persona, io da questa notte accuso pesantezza a livello bronchiale, vorrei sapere se posso fare il tampone anche a mie spese. Naturalmente c'è una sanità che si prende cura di noi in questo momento ed è, lo abbiamo visto, esclusivamente dedicata alla gestione dell'emergenza coronavirus. Stanno annullando e chiudendo tutte quelle che sono le attività non indispensabili della sanità veneta, quindi le visite non vitali, diciamo, le visite ambulatoriali, tutto quello che non è dedicato al coronavirus sta lentamente rallentando per lasciare spazio a chi gestisce l'emergenza. Questo caso di una persona che accusa pesantezza a livello bronchiale, che ha paura, che magari denota qualche linea di febbre, si chiamano i numeri, ci sono i numeri da chiamare, c'è il 118, ci sono i numeri verdi della regione, c'è il 1500 a livello nazionale, oppure si chiama il medico di base. Il medico di base è la persona deputata a gestire questo tipo di situazioni. Il medico di base risponderà, vi chiederà, vi farà alcune domande sulla vostra situazione sanitaria in quel momento e se riterrà necessario, come è probabile che sia nel caso di questa persona che accusa pesantezza bronchiale, farà intervenire l'ULSS, verrà attivato un protocollo, arriverà un'ambulanza con il biocontenimento e si deciderà cosa fare. Se la persona è in grado di rimanere a casa, denota sintomi bassissimi, diciamo, può anche restare in casa in isolamento totale naturalmente per tutto un periodo che viene poi definito durante questo protocollo. Se la situazione è più grave si va in ospedale, se la situazione è più grave ancora si va in terapia intensiva. Abbiamo visto che le terapie intensive del Veneto stanno reggendo l'urto, quindi per il momento non c'è nulla di cui spaventarsi. Ovviamente la paura e la tensione attanagliano tutti noi, anche noi che siamo qui a lavorare abbiamo paura come tutti gli altri di incappare nel coronavirus, ma se tutti faremo quello che ci si chiede e se staremo in casa, se ci muoveremo con le dovute cautele, se prenderemo tutte le precauzioni del caso, potremo superare anche questa situazione senza problemi eccessivi. Problemi eccessivi che naturalmente, lo ricordiamo ancora una volta, non intaccano in alcun modo il dolore di tutta la regione per i 55 morti che ci sono stati finora. Andiamo a vedere altre domande, per esempio. Gli ospedali militari non si possono utilizzare in caso di necessità. Anche qui sappiamo che le strutture regionali stanno vagliando quelli che sono possiamo dire delle emergenze dei vecchi ospedali, degli ospedali che potrebbero essere rimessi in funzione semplicemente con una passata, scusate il termine, di bianco o riaccendendo gli interruttori, ospedali che magari sono chiusi da pochissimo e che sono pronti a ricevere malati, magari non quelli in emergenza di coronavirus, ma quelli che potrebbero essere spostati dalle strutture in gestione di emergenza di coronavirus per banali, che non sono mai banali, malattie o altre necessità. Io con un occhio guardo i messaggi e con l'altro tengo d'occhio perché secondo me potrebbe esserci Guido Barbato con una notizia che esula in questo momento dal coronavirus, ma che è molto molto importante. State con noi perché fra pochi istanti ve la daremo. Allora, abbiamo Guido Barbato che ci spiega dov'è e perché. State attenti perché è una notizia davvero importante per il Veneto. Buon pomeriggio, ben collegati da Vigonza, paese alle porte di Padova. Siamo fuori dalla casa di Luca Tacchetto, il giovane ingegnere 28enne, figlio dell'ex sindaco di Vigonza Nunzio,
che secondo fonti molto accreditate anche da parte della Presidente del Senato Elisabetta Casellati sarebbe salvo, in buona salute, lui e la sua compagna, la fidanzata canadese Edith Blais. A quanto pare sono fuggiti dal luogo dove erano tenuti prigionieri fino a quanto sembra dal gennaio del 2019 in Mali. I due giovani si erano recati in auto partendo da questo posto, da questa casa, qui da fuori da casa Tacchetto, a Vigonza appunto nel dicembre del 18, per portarsi nel paese dell'Ovest Africa a contribuire alla costruzione di un centro sanitario per persone svantaggiate. Dopo la partenza, dopo una quindicina di giorni, verso la fine di dicembre del 18, del 17, perdonate pazienza, è scattato l'allarme da parte dei familiari, in particolare dal papà Nunzio, che vi ricordo è stato sindaco di Vigonza tra il 2007 e il 2017. Finora nessuno qui a Vigonza è in grado di confermare la notizia, però, o perlomeno si usa una certa prudenza, una certa calma, cautela, potremmo adoperare questo termine, né i primi familiari di Luca, né tantomeno l'attuale sindaco Innocente Marangon, che attende una comunicazione ufficiale da parte degli organi preposti, in questo caso il Ministero degli Esteri e insomma le cariche dello Stato. Certo che se fosse così, questa è davvero una bellissima notizia, molto attesa qui a Vigonza, che ricordo è un comune piuttosto popoloso, di 23.000 abitanti, molto esteso, 7 frazioni, si trova ad est della cintura urbana di Padova, sulle direttrici stradali che portano a Venezia e a Treviso. Queste sono le uniche notizie. Dalla casa alle mie spalle non è uscito nessuno da molte ore a questa parte e quindi la famiglia per ora si tiene questa prima comunicazione, che è arrivata prima attraverso la stampa estera, poi è stata confermata anche dall'ANSA e poi insomma ripresa dal Ministero degli Esteri, o perlomeno l'ANSA ha citato fonti che sono dell'intelligence del nostro governo, e quindi insomma c'è da dire che probabilmente è una notizia anche piuttosto vera, però a Vigonza si va un po' si va prudenti, questo è il sentore, una Vigonza che non vede l'ora di festeggiare il ritorno a casa di Luca Tacchetto e della sua fidanzata, nonostante in giro per le strade non ci sia praticamente nessuno. Al momento la gioia è contenuta nelle abitazioni di questo ampio comune padovano, perché effettivamente certo la liberazione, o comunque da come sembra la fuga dalla loro prigionia di questi due giovani e il loro ritorno a casa, sarebbe davvero una di quelle notizie che cambiano la giornata, insomma, e siamo contenti di potervela dare. Guido, ti faccio una domanda, è una domanda che faccio a te perché non ho la risposta io e spero che tu l'abbia, ma è possibile ipotizzare che le due persone possano rimanere bloccate per chissà quanto tempo a causa dello stop ai voli e ai collegamenti internazionali di questo periodo? Cioè questi escono da una prigionia e si trovano in un mondo completamente cambiato. Secondo te è possibile? Questo potrebbe essere possibile, però tieni presente che per le loro ricerche si è mossa un'intelligence anche internazionale, da indiscrezioni che abbiamo avuto nei primi mesi, nei primi giorni in cui si ebbe notizia della loro scomparsa. Si mossero autorità anche religiose, probabilmente legate a progetti missionari o a progetti sociali nell'Africa, e si è mossa di certo anche la diplomazia italiana, quindi anche loro oggi sono stati aiutati, se non ricordo male, hanno chiesto aiuto e sono stati supportati nei primi momenti in cui si dice si siano liberati da soli dalla prigionia, almeno così sembra, da una missione ONU presente nel paese del Mali. E quindi questo potrebbe essere una sorta magari per loro di protezione, di garanzia magari, o di fare dei controlli prima di tornare in Italia, dei controlli sanitari. Poi tenete presente in Italia Luca e in Canada la fidanzata Edith. Certo. Guido, allora, visto che ti abbiamo qua, ti sfruttiamo al massimo, ti chiedo,
Avete visto gente, macchine, persone in giro partendo dalla nostra redazione di Padova per arrivare fino a Vigonza? Secondo te i padovani, i vigontini rispettano quelli che sono i dettami per ridurre al minimo il rischio di contagio? Sembra di sì perché il traffico è davvero piuttosto azzerato, probabilmente o sono persone che lavorano o che vanno a fare la spesa, vista la giornata del sabato. Sì, comunque il traffico è davvero ridottissimo, ridotto a zero e nel tragitto da qui alla casa anche della famiglia Tacchetto non abbiamo visto per esempio già qualche striscione di bentornato o qualche segno di felicità, insomma di esternabile nei modi possibili perché non si può, quindi che so, con qualche scritta fuori, una bandiera italiana, uno stendardo, niente del genere. Li abbiamo cercati con gli occhi anche con il collega Andrea Benetti per filmarli, ancora niente. Probabilmente c'è una cautela davvero, come dire, piuttosto diffusa fino a quando magari il sindaco non riceverà dalle autorità civili o militari, tipo i carabinieri, che hanno comunque una stazione anche qui nel comune di Vigonza, una comunicazione vera, diciamo tra virgolette ufficiale. No, comunque il traffico è assolutamente ridottissimo sulle strade padovane, sulla direttrice, come ti dicevo, direzione Treviso e direzione Venezia. Grazie Guido, grazie ad Andrea Benetti da Vigonza. Se ci saranno novità sono certo che ci sentiremo, ci vedremo, le daremo ai nostri telespettatori, ai quali ricordo abbiamo appena avuto la notizia che Luca Tacchetto è stato liberato o si è liberato in Mali assieme alla fidanzata. Era stato rapito nel 2018 in Burkina Faso ed è un padovano, è di Vigonza. Il nostro Guido Barbato in collegamento in diretta proprio dalla casa di Tacchetto ci ha fornito queste informazioni. Manca l'ufficialità perché naturalmente in queste ore di emergenza coronavirus forse i canali informativi sono rallentati da quelle che sono altre esigenze. Naturalmente quando arriverà l'ufficialità ve la daremo, i giornali, i quotidiani, l'ANSA danno tutti questa notizia per ufficiale. Noi aspettiamo di avere il via libera per dirvi che effettivamente Luca Tacchetto è stato liberato, però al momento sembra che sia così. E la seconda buona notizia che ci ha dato il nostro Guido Barbato è che non c'è nessuno per strada, sono tutti in casa, siete tutti in casa, siete tutti, speriamo che stiate seguendo la diretta di Rete Veneta con la quale vi informiamo di quello che sta accadendo in Veneto, ed è in casa anche il signor Emanuele da Fiesso d'Artico, in quarantena dall'inizio di marzo con la famiglia. Sì, pronto? Sì, buongiorno, signor Emanuele. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Sono in quarantena dai primi di marzo fino a martedì prossimo perché al lavoro da noi c'è stato un positivo al coronavirus. E niente, la situazione è molto difficile, però bisogna andare avanti e niente, volevo solo dire che la cosa necessaria da fare è molto dura. Lei quanti siete in casa adesso? Lei, la moglie, i bambini, ci può dire? Io, mia moglie e mio figlio di 3 anni. La situazione è un po' ingestibile perché il bimbo poverino è iperattivo, quindi è difficile stare dietro, insomma. E così. Ma cosa fate? Guardi, l'approfitto così le facciamo perdere un po' di tempo, le facciamo anche passare un po' di tempo in queste giornate difficili. Sì. Cosa fate tutto il giorno in casa? C'è qualcosa? Ci vediamo e giochiamo con il bimbo, cerchiamo che il bimbo non senta tanto questa situazione, che la veda magari come un gioco, come stare in famiglia e quant'altro. Quindi lo chiediamo a lei, signor Emanuele, bisogna stare in casa? Se non lo bisogna stare in casa, bisogna fare come dice il nostro governatore e bisogna stare in casa, perché è l'unica soluzione secondo me. Adesso io martedì devo tornare al lavoro, giustamente sono anche io un po' preoccupato, però al lavoro hanno preso le loro precauzioni, i vari DPI e quant'altro. Bene, bene. Allora ringraziamo il signor Emanuele per averci chiamato, è stato
davvero gentile a voler condividere con noi sia la sua esperienza ma anche e soprattutto il suo messaggio. L'avete sentito, state in casa, l'ha detto una persona appena 30 secondi fa, che è da giorni e giorni in casa con la moglie, la figlia piccola, devono aspettare che finisca la quarantena. L'ha detto anche lui, state in casa, un modo di passare il tempo si trova sempre. Adesso noi andiamo a vedere invece uno dei video che ci sono stati inviati, mandati dai nostri telespettatori. Ce ne arrivano davvero tantissimi, foto e video, tantissimi sono arcobaleni, andrà tutto bene, persone che ci mostrano come passano il tempo, e andiamo a vedere quello che ci è stato inviato da Rachele, Emma, Vittoria e Asia, che hanno confezionato un video molto molto simpatico. Ve lo facciamo vedere. Ciao a tutti, noi abbiamo fatto questo grande cuore per sostenere tutti i medici e gli infermieri che sono in prima linea per combattere questo virus. Il nostro grido di speranza, fratellanza e solidarietà è rivolto a tutta Italia, ma anche a tutto il mondo. Anche a 1 metro di distanza possiamo toccarci con un sorriso. Ciao! Allora. Andrà? Tutto? E quindi avete visto, andrà tutto bene. Andrà tutto bene è il nostro, è l'hashtag che segue l'altro hashtag che era io sto in casa, stiamo in casa, insomma le due cose che possiamo fare in questo momento è da una parte stare in casa, dall'altro avere la speranza, la certezza che andrà tutto bene, che un giorno tutto questo passerà e per aiutarci in queste ore di difficoltà possiamo mandare a Rete Veneta, avete visto il numero 340 321 8379, foto e video. Fra un po' ve ne faccio vedere altri, ce ne sono alcuni davvero di molto belli e sono nella loro semplicità tutti pieni di vita, tutte testimonianze di come il popolo veneto, i nostri telespettatori vogliono superare questa emergenza a testa bassa, senza farsi prendere dal panico e senza uscire di casa, perché lo vediamo, ce l'ha appena detto anche Guido Barbato da Vigonza, in giro non c'è nessuno, sembra essere stata recepita finalmente questa informazione che è stata trasmessa a tutti i livelli delle autorità, e che bisogna stare in casa, non bisogna incontrare nessuno. Avremo poi nel corso della giornata anche altre informazioni da parte di assessori allo sport che ci dicono non serve, anche se non fate sport per qualche giorno, non importa, state in casa, al massimo prenderemo qualche chilo, ma vedremo anche questo fra poco. Rete Veneta vi dà la possibilità di stare in forma con il Tai Chi, la ginnastica dolce, la Zumba a ore ben definite delle vostre giornate. Poi lo vediamo, ma prima vediamo altre domande che ci arrivano. Per esempio, buongiorno, abbiamo un supermercato a 1,5 chilometri da casa ma in un altro comune. Possiamo accedervi o dobbiamo fare più strada rimanendo nel nostro comune? Allora, voi sapete che ci sono delle autocertificazioni, le trovate ovunque e ne sono forniti anche gli uomini delle forze dell'ordine che pattugliano in questi giorni le strade proprio per consentire ai cittadini di poter gestire al meglio l'emergenza. Nelle autocertificazioni in teoria bisognerebbe farla sempre anche fra comune e comune, perché è sempre bene averla con sé. Ovviamente in questo caso il supermercato è a 1,5 chilometri da casa, riteniamo che sia bene andare nel supermercato più vicino, evitare di intasare. Chiedete, se non siete sicuri, chiedete anche ai vostri sindaci, ci sono le pattuglie, chiedete alle pattuglie, vi fermate, tirate giù il finestrino, scusate io sto andando al supermercato, c'è quello più vicino o devo attraversare la città per andare nel mio comune? Sicuramente vi sapranno consigliare al meglio. L'importante è usare il buon senso in queste ore in cui ci sono delle regole da seguire, regole che a volte ci mettono anche in difficoltà. Ad esempio ci chiedono, la chiesa è aperta per pregare? Allora, anche questa è una domanda che sconfina nella sfera molto personale della religiosità di ognuno, della fede. Le chiese naturalmente sono anche aperte e a volte i parroci le tengono aperte in modo che le persone possano fare una capatina dentro, ma quello che ci chiediamo noi, questa è una considerazione molto personale, è davvero necessario andare in una chiesa per pregare in questi giorni o possiamo pregare anche tranquillamente da casa nostra, dalla nostra camera, dal nostro salotto? Chiediamocelo perché
Se per andare in chiesa, dire una preghiera, per chiedere che tutto questo finisca prima, devo espormi a dei rischi, che sono quelli di incontrare persone, di entrare in contatto con magari con qualcuno che è contagiato o positivo al tampone, forse è meglio restare a casa. A questo proposito, Rete Veneta manderà in onda ogni giorno a partire dalla settimana prossima, dalle 18, la Santa Messa dalla Basilica del Santo a Padova, in diretta ogni giorno. Quindi anche chi vuole seguire la Messa, la parola del Signore ogni giorno, può trovarla dalla nostra emittente. Questo è un servizio che noi offriamo con grande gioia. Abbiamo visto le risposte che abbiamo avuto quando abbiamo avuto l'onore di trasmettere in diretta le Sante Messe dalla Basilica del Redentore o della Salute di Venezia con il patriarca Francesco Moraglia. La risposta dei fedeli è stata straordinaria. Questo ci riempie d'orgoglio, perché è un servizio che va oltre il semplice servizio di informazione e che tocca nel profondo ognuno di noi, dove ognuno tiene ciò che ha di più caro. Un'altra persona ci chiede: mia figlia che sta ad Asiago può venire a Bassano a trovarmi? Questo vale per la tratta Asiago-Bassano, ma vale per qualsiasi altra situazione. La figlia che viene a trovare per il solo gusto di rivedere una persona cara, non lo faccia, non importa, stiamo in casa ancora per qualche giorno. Se invece ci sono necessità sanitarie, una persona anziana ha bisogno di cure non legate al coronavirus, ma di cure domestiche, familiari, di essere accudita perché magari non riesce a fare tutto quello che vorrebbe fare in casa. Allora, in quel caso è una situazione di necessità, c'è l'autocertificazione, si scrive, si compila, si va a trovare il parente anziano che non ce la fa da solo. Ma se è solo per salutarsi tra la figlia e la madre anziana che abitano, o anziana, non lo sappiamo, presumiamo insomma che comunque persone adulte che non si vedono da giorni, che hanno voglia di vedersi, portiamo pazienza, stiamo a casa, stiamo ognuno a casa nostra. A questo proposito c'è la possibilità di parlarsi con moltissime applicazioni nei nostri smartphone. Ormai i telefoni insomma sono dotati di applicazioni già caricate, senza far pubblicità a nessuno, ma WhatsApp è quello che usiamo noi per ricevere foto, video e messaggi. WhatsApp permette di fare delle videochiamate di buona qualità, addirittura videochiamate di gruppo. Ci sono gruppi di persone, gruppi di amici che in questi giorni si incontrano virtualmente su WhatsApp. Uno chiama l'altro, l'altro chiama l'altro ancora, ci si trova in 5-6 quelli che si vuole, si beve un caffè tutti assieme e tutti possono vedere gli altri, perché lo schermo è suddiviso in piccoli quadretti nei quali ognuno compare con quello che sta facendo, monitorato dalla telecamera del telefono. Quindi è un modo per vedersi. Sono tutti palliativi, sono tutte cose finte, ho capito, ma non dobbiamo esporci a rischi. Stiamo in casa, la signora e la figlia si rincontreranno fra qualche giorno, sarà ancora più bello abbracciarsi. Come WhatsApp, dicevo, ci sono Telegram, ma anche i telefoni hanno delle applicazioni, ogni compagnia telefonica ha la sua che ci permette di telefonare, Skype dal computer. Basta avere una rete dati che sia media e questo ci permette di parlare fra di noi, di chiamarci, e ci permette anche, lo ricordiamo, di inviare foto e video al numero 340-321-8379, che è il numero di WhatsApp ed SMS di Rete Veneta. Noi raccogliamo le vostre domande, raccogliamo i vostri messaggi che vedete passare nella fascia in movimento nella parte bassa del vostro televisore, e arrivano anche le domande. Vediamo, c'è una persona che lavora in un supermercato di una località del litorale veneto con orario continuato dalle 8:30 alle 20. Ricordiamo che i supermercati sono aperti per decreto. Stiamo attuando tutte le disposizioni di sicurezza e anche se viene ripetutamente detto di rimanere a casa, ci sono anziani che vengono più volte in supermercato nello stesso giorno. Come possiamo fermare questa situazione? Questa è un'altra bella domanda abbastanza complicata. Ci sono le pattuglie, secondo noi è possibile anche informare le autorità di questo, avvertire, guardate che ci sono degli anziani, delle persone che continuano a venire al supermercato perché? Per una forma di solitudine, perché si sono dimenticati qualcosa, perché vogliono
scusate il termine, imbrogliare i regolamenti. Prima si parla con le persone, sempre mantenendo la distanza di sicurezza e tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza del caso, e poi eventualmente si avvertono le autorità, si avverte che quella tale persona che in quel momento è dentro il supermercato è la terza, quarta, quinta volta che viene perché magari abita vicino e approfitta per fare due passi, ma che non dovrebbe farlo. Ricordiamo, e questo l'abbiamo visto anche noi giornalisti negli spostamenti ai quali siamo sottoposti durante l'orario di servizio, i supermercati stanno lavorando quasi tutti benissimo, seriamente. Ci sono file di persone fuori dai supermercati che aspettano ai loro 3-4 metri di distanza, 2 metri l'uno dall'altro, con il loro carrello davanti. Poi si entra, si fa la spesa e si esce. I supermercati si sono dotati anche di security, di persone addette alla sicurezza che possono ovviare a eventuali intemperanze e problemi. Parlate con le persone, se le persone non capiscono, avvertite le forze dell'ordine. È l'unica cosa che possiamo fare. Anche qui, buongiorno, vediamo video di cantanti, attori che consigliano di stare in casa. Ma noi che lavoriamo nei centri di smistamento dobbiamo lavorare perché è un servizio pubblico. Vi sembra normale? Siamo molte centinaia di persone, anche noi dovremmo e vorremmo restare a casa. Ci sono categorie che in questi giorni sono soggette a uno sforzo superiore, sono categorie delle quali umilmente facciamo parte anche noi giornalisti che lasciamo le nostre famiglie a casa e veniamo qui in redazione per continuare ad informarvi su quello che sta succedendo in Veneto. Ci sono altri servizi ancora più essenziali che sono magari come questi dello smistamento, oppure le poste o le consegne di particolari merci. Sono sforzi che ci si chiede vengano fatti per superare l'emergenza. Se continuate a lavorare, stiamo rispondendo direttamente a questa persona, vuol dire che da una parte ci sono tutte le precauzioni del caso, dall'altra il servizio che viene svolto è davvero essenziale. Portiamo pazienza tutti quanti, ognuno deve fare la sua parte per superare questa situazione. Adesso andiamo a vedere per esempio altre foto che ci arrivano. Ecco, ce lo consiglia anche questo simpatico cagnolino con il cartello "Io resto a casa". I cani in questo periodo sono a volte utilizzati, e parlo per esperienza personale, da famiglie che magari sono 2, 3, 4 persone e con un cagnolino, e c'è chi lo porta a spasso ogni quarto d'ora e il cane è stremato. Evitiamo anche queste cose. So che uscire di casa fa tirare un sospiro di sollievo, un po' di ossigeno, ma evitiamo anche queste cose. I cagnolini stiano a casa come noi, possono essere portati fuori, lo ricordiamo, dai decreti, dai regolamenti che sono in vigore, per esigenze fisiologiche, quindi li si porta fuori, si fa fare un giretto e poi si torna in casa, e stanno bene anche loro in divano per chi vuole, per chi non vuole sul tappeto o a giocare con i bambini. Ne vediamo altre di queste immagini, ne abbiamo davvero tantissime. Vabbè, questo è un gattone sdraiato in divano che fa compagnia al suo padrone Stefano da Altivole. Io e la mia, dice la foto. Ci mandano questo cartello bellissimo: "Io resto a casa, andrà tutto bene". Sono tantissimi i cartelli "andrà tutto bene" che ci arrivano. È un modo anche per far lavorare, fare svagare i bambini che magari hanno già finito le lezioni, hanno finito le lezioni online, non sanno cosa fare. Un bel cartello, questo credo che sia uno strofinaccio addirittura, appeso fuori di casa, permette loro di stare qualche ora coi pennarelli, coi pennelli a lavorare, e permette ai genitori di respirare un po', e poi si ricomincia il tran tran quotidiano che, lo ricordiamo, dovrà durare fino a quando ce lo chiederanno, le autorità ce lo chiederanno. Altra domanda. Buongiorno, c'è uno stop per mutui, bollette e tutto quello che riguarda l'università. Cosa dobbiamo fare con le rate di prestiti, affitti e altri pagamenti? Io e mio figlio siamo senza lavoro da 15 giorni perché entrambi avevamo un contratto a chiamata. Anche questo è un tema che riguarda moltissimi cittadini. La situazione è gravissima a livello economico, è molto dura sia
per chi una partita IVA, sia per chi aveva contratti a chiamata, ma anche, immaginiamo, per i bar. I bar sono chiusi, le attività ristorative, i negozi, tutte le attività che sono chiuse in questo momento non sono solo una tapparella o una serranda, scusate, abbassata, sono una famiglia che è senza introiti, che si trova a dover pagare bollette, tasse, che si trova a dover fare i conti con i conti quotidiani. Sappiamo che sono allo studio delle misure importantissime proprio su questo versante e che se non sono già state approvate verranno approvate nelle prossime ore, che riguardano soprattutto lo stop ai mutui, come si può dire, il portare più in là le bollette. Non appena arriverà l'ufficialità di questi provvedimenti, che può prendere solo il governo, naturalmente i piccoli provvedimenti comunali li possono prendere i comuni con la massima attenzione per quelle che sono le casse municipali, e molti li hanno già presi, magari portando più avanti la TOSAP o quelle che sono le piccole tasse comunali. Per quanto riguarda queste cose più importanti bisogna aspettare che il governo definisca un'azione decisiva. Non appena arriveranno questi provvedimenti ve ne daremo informazione. Adesso, visto che ci sono tante persone in difficoltà economica, vi facciamo vedere il numero di conto corrente che è stato attivato dalla Regione proprio per raccogliere fondi legati all'emergenza coronavirus in Veneto. Eccolo qui. Questo è il cartello per le donazioni della Regione. Vedete l'IBAN, ve lo lasciamo per tutto il tempo che vi sarà necessario per tirar giù il numero con carta e penna, o anche per fotografarlo e poi col telefono magari, e poi scrivervi da parte tutto quello che vi serve. La causale è sostegno emergenza coronavirus, sotto c'è scritto intestato alla Regione del Veneto, ve lo diciamo perché l'abbiamo visto in questo momento, probabilmente sborda un po' dal vostro televisore, ma se volete vederlo con calma e capire bene di cosa si tratta, è stato caricato anche sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Rete Veneta. C'è questo cartello con tutte le informazioni per poter donare per l'emergenza coronavirus. La Regione sta facendo uno sforzo davvero notevole e chiunque di noi può dare una mano con una donazione a questo IBAN. Qualcuno ci hanno segnalato che donazioni di questo tipo a volte possono trattenersi qualche euro per il bonifico. Ci informeremo anche di questa cosa, perché ce l'hanno chiesto in molti, ci informeremo anche di questa cosa per capire come funziona e se non sia possibile evitare situazioni simili. E altri ci chiedono di passare l'informazione a chi attiva nuovi conti e di usare degli IBAN più brevi. Non sappiamo se sia possibile, ci informeremo, perché questo è rimasto fuori un minuto in modo che possiate vederlo, ma anche sulla pagina Facebook di Rete Veneta e su tutti i canali informativi della Regione potete trovare l'IBAN esatto. Credo che l'IBAN sia quello, è un codice che si basa su tutte le informazioni necessarie per poter veicolare una somma di denaro, quindi non credo sia possibile ridurre l'IBAN a poche cifre per una forma di comodità. Andiamo avanti e questa è una richiesta che giriamo a medici che fossero in ascolto e che porteremo anche magari a qualche dottore di quelli che ci forniscono consulenze. Ci chiede una nostra telespettatrice: quanto dura essere portatori sani del virus? Abbiamo visto che ad esempio è uscito solo pochi giorni fa dall'ospedale uno dei primi contagiati, che era un giovane che è stato anche poi intubato. Probabilmente per portatori sani questa persona intende asintomatici. È un dettaglio che è opportuno si sappia. Lo chiediamo ai nostri referenti sanitari e ve lo sapremo dire entro la giornata. Ci stiamo già informando, sappiamo che c'è la redazione, quando arrivano domande di questo tipo si alza la cornetta, si chiama un medico, si chiama l'UIS di riferimento e si cerca di capire, come facciamo sempre noi giornalisti con le cose che non sappiamo, come potervi rispondere. Adesso andiamo a vedere un servizio perché abbiamo visto prima, non ci sono macchine in giro, non si va più a spasso, anche il trasporto delle merci è ridotto a quello che è l'essenzialità, non si va a lavorare, moltissimi non vanno a lavorare, quindi le macchine sono ferme nei garage o sotto casa. Questo
è un gravissimo danno, ma ce ne rendiamo conto, ma sono tutte ripercussioni sull'equilibrio fragile di una società che deve lottare quotidianamente con l'emergenza. Porta ripercussioni per i benzinai. Siamo andati a vedere a Marghera qual è la situazione dei benzinai in questi giorni. Il lavoro è calato soprattutto da ieri pomeriggio, è andato quasi a zero, c'è poca gente in giro, quei pochi che ci sono un po' preoccupati. Buongiorno, 20. Yes. E poi? L'altra ho visto che eri tutti quanti. La situazione è critica, non c'è lavoro, siamo qua perché comunque abbiamo degli impegni e dobbiamo dare un servizio. Due gestori diversi per altrettanti e differenti distributori di carburante, Marghera, via Fratelli Bandiera. Per i due benzinai che continuano a tenere aperto, altrettanti hanno invece già chiuso, anche se temporaneamente, uniti dalla stessa storia. La gente non può muoversi se non per comprovate necessità. Ecco che se l'uno resiste perché fornito di GPL... Qualcosa c'è, qualcuno che magari va a lavoro, si ferma, non è zero, però siamo proprio ai minimi storici. L'altro sa già che sarà costretto a chiudere se le vicine aziende lo anticiperanno, vista soprattutto la stretta dei voli del traffico aereo. Con la speranza che lunedì ci sia un po' di movimento perché non arrivano e non partono nessun tipo di aeroplano, perciò è inutile. Lei tiene aperto qui, però diceva la gente viene per 5, 10, 20 euro di benzina. Fanno il minimo indispensabile, comunque hanno già fatto ieri e l'altro ieri il pieno e oggi ci sono quelli che vengono a fare gli arrotondamenti, 10 euro e i 5 euro, tanto i motorini, ecco queste cose qua, niente di più. Allora, abbiamo visto poco fa nelle tantissime domande che arrivano alla nostra redazione e vi ricordo potete inviare messaggi con domande oppure anche foto e video che raccontano di come state trascorrendo queste ore di quarantena in casa, in famiglia, da soli, in qualsiasi modo al numero 340-321-8379. È un numero che vale solo per WhatsApp ed SMS. Non chiamate perché non possiamo rispondervi. È un numero solo di servizio per queste due applicazioni che ci permettono di potervi rispondere, di poter portare all'attenzione del grande pubblico che ci sta seguendo in queste ore quelli che sono i vostri modi di trascorrere il tempo. Prima abbiamo visto molti messaggi che ci chiedevano cosa possono fare i lavoratori che in questo momento sul luogo di lavoro si trovano un po' in difficoltà perché non ci sono le tutele del caso, perché l'azienda suo malgrado o per inefficienza non fa quello che dovrebbe fare per tutelarli. Dice Zaia, se non sono garantite, ascoltate perché è molto importante questa presa di posizione, se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende devono essere chiuse. È un invito al mondo degli imprenditori che so, dice Zaia, essere attento e responsabile in questo momento, ad attivare tutte le misure per mettere in sicurezza i lavoratori. Questa è una risposta importantissima a tantissime delle domande che ci arrivano in queste ore. Sono davvero tanti telespettatori che, non facendo parte del comparto commerciale che è stato chiuso dai decreti per evitare il contagio da coronavirus e devono andare in fabbrica, in azienda, a lavorare in capannone e non sono sicuri che siano state rispettate le norme di sicurezza, risponde direttamente Zaia. Se non sono garantite al 100% le tutele sanitarie ai lavoratori, le aziende devono essere chiuse, dice il presidente della Regione Veneto, che fa l'invito al mondo degli imprenditori. Deve essere responsabile e attivare tutte le misure per mettere in sicurezza il personale. Questa mi sembra una risposta davvero importante da parte della Regione e la conferma della bontà di quello che sta facendo la struttura regionale sia sanitaria ma di emergenza. In ogni caso arriva dai tantissimi messaggi che vedete scorrere nella parte bassa del vostro televisore. Moltissimi sono come si può dire, di plauso per il governatore Zaia, per il suo staff, per tutte le persone che lavorano con lui. Noi l'abbiamo visto in diretta poco fa, fra un po' vi faremo rivedere tutta la conferenza stampa per capire cosa ha detto esattamente Luca Zaia. Ci chiedo un altro telespettatore, un'azienda potrebbe misurare la temperatura ai propri dipendenti prima di entrare in azienda? Sì, può essere fatto, però naturalmente
sappiamo che i termoscanner indispensabili per avere dati effettivi e importanti non costano poco e sono a disposizione delle autorità sanitarie, quindi ci si basa anche sul senso di fiducia e sul rapporto di fiducia che deve esistere fra dipendenti e azienda. Se una persona non si sente bene deve avvertire subito il medico, se qualcuno ha 2 linee di febbre, un po' di febbre, ci si confronta, si chiama il medico di base, ci sono i numeri da chiamare per riferire: mi sento poco bene, cosa ti senti? Ho la tosse, ho la febbre, stai lì, ti mandiamo qualcuno. Andare in fabbrica con la febbre non è certo una buona idea, quindi questa risposta è sì, sarebbe giusto, ma sarebbe ancora meglio che chi non si sente bene non andasse a lavorare. Dovrebbero fare il tampone a tutti per vedere se siamo contagiosi, ci scrive un altro telespettatore. Sì, sarebbe molto bello che ci fossero tamponi per tutti, ma come ha detto anche più volte Zaia, 5 milioni di tamponi non sono un'ipotesi attuabile in nessun senso, in nessun modo, né dal punto di vista operativo né economico, quindi si fanno dei tamponi su chi sta poco bene, su chi è venuto a contatto con persone che sono risultate positive, quindi magari situazioni di lavoro in cui qualcuno è stato male o è, pur essendo asintomatico, risultato positivo al tampone, si va alla ricerca di chi era con lui in quel giorno, quella tal ora, e si fa il tampone. Fare il tampone a tutti potrebbe non essere nemmeno utile, anche perché ricordiamo che fatto un tampone bisognerebbe rifarlo uno dopo poco. A tal proposito ricordiamo la storia di Vo, parliamo un attimo di quello che è successo a Vo, dove si sono verificati i primi casi. Ricordiamo esattamente 3 settimane fa, venerdì 21 febbraio, è risultato che delle persone di Vo erano positive. Poi una di queste persone è morta, un'altra di queste persone è morta poco fa e nelle scorse ore c'è stato anche il terzo decesso di una persona anziana, sempre nel piccolo comune del Padovano ai piedi dei Colli. Il paese di Vo è stato chiuso, l'abbiamo visto moltissime volte nei nostri servizi, abbiamo parlato nei nostri collegamenti con chi era dentro, abbiamo parlato con il sindaco, con i cittadini, siamo confrontati quotidianamente con attività produttive, imprenditori, abbiamo fatto parlare Vo tutti i giorni per portare fuori dalla zona rossa la voce dei cittadini. Ed è successo questo: al primo tampone è risultato essere positivo un notevole numero di persone, una fascia con una percentuale del 3-4% della popolazione. È stato poi fatto un secondo tampone alcuni giorni dopo, che non è stato fatto per decidere o meno sulla riapertura della zona rossa, sull'eliminare le transenne che impedivano a chiunque di entrare e di uscire da Vo. E il secondo tampone, fatto per uno studio epidemiologico, il primo studio a livello internazionale epidemiologico sul coronavirus, ha mostrato che l'incidenza era calata al di sotto dell'1%, era lo 0,0 e qualcosa, vuol dire che l'isolamento è servito. Quindi per capire che l'isolamento è servito sono stati necessari più tamponi. Questo vorrebbe dire 5 milioni di tamponi per 2-3 volte diventa davvero impossibile, sarebbe utopia, è un'utopia, non è il caso di farlo. Leggiamo un altro messaggio, questa non è una domanda, ma è un esempio dei tantissimi messaggi che arrivano. Grazie Zaia per quello che stai facendo per noi veneti, un grazie immenso per i nostri dottori infermieri che sono instancabili. Dicevamo prima i ringraziamenti per il Presidente Zaia, continuano ad arrivare continuamente una pioggia, da una parte ci sono le domande cosa posso fare e cosa non posso fare, dall'altra ci sono foto video della quarantena e il terzo grande gruppo di messaggi che arrivano al nostro numero 340 321 8379 che vedete in sovraimpressione è grazie Zaia, qualcosa vorrà dire, e grazie anche a tutti i medici che stanno lavorando. Addirittura ci è arrivata la notizia ieri sera, l'abbiamo data nei nostri telegiornali, che una pizzeria del Bassanese ha regalato 40 pizze ai medici e agli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa. Così, un gesto di generosità in un momento in cui certamente le pizzerie non se la passano bene, perché ricordiamo che possono lavorare solo quelle che hanno l'attività di consegna a casa.
quindi in un momento, e non pensiamo che tutti siano lì a ordinare pizze tutta la sera, quindi sta calando davvero il flusso di clienti, e nonostante tutto questa pizzeria ha regalato 40 pizze agli infermieri e ai medici. Un bel gesto, uno dei tanti bellissimi gesti che vi stiamo raccontando in queste ore di diretta. Andiamo a Padova adesso a vedere appunto per i servizi per i cittadini, soprattutto le fasce deboli, come Comune e Diocesi a Padova si sono organizzate per fornire servizi e per una raccolta di fondi. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo. Una telefonata per un saluto, una preghiera, un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Comune, Diocesi di Padova e Centro Servizi per il Volontariato insieme per coordinare in questo momento storico gli aiuti alle persone sole e fragili. Sostegno da portare al loro domicilio e quindi da fare in sicurezza con l'aiuto dei volontari di protezione civile. I bisogni saranno raccolti dal Comune al numero dedicato 049 23 23 009. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, perché questi non diventino emergenze sociali. Le associazioni, la Caritas, i servizi sociali e alcune realtà produttive lavoreranno in rete per la telefonata amica, la consegna a domicilio di beni di prima necessità e una risposta abitativa per i senza dimora. I padovani potranno aiutare da casa, donando come spiegato su questa pagina del sito internet Produzioni dal Basso. Obiettivo 61.000 euro entro giugno. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto da casa. Noi per Padova ci siamo. Avete sentito, la solidarietà è sempre in azione, dobbiamo darci una mano tutti quanti, dobbiamo stare uniti, come dicono tutti, dai sindaci fino al governo, tutti quanti ci dicono stiamo in casa, stiamo uniti, c'è l'hashtag andar tutto bene, possiamo fare una breve pausa pubblicitaria.